commissario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, che ha visitato l'hub vaccinale al Pala Expo. Veneto, regione virtuosa, il suo commento. Presa la baby gang che in 2 mesi ha messo a segno rapine, furti e spaccate 5 ragazzini dai 15 ai 20 anni arrestati, dai carabinieri emessi misure cautelari. Siglato un nuovo importante accordo per la promozione bilaterale delle relazioni tra Venezia e la Cina e per sviluppare l'avvio di partnership tra i due paesi. Anche l'onorevole veneziano Nicola Pellicani si appella al governo perché permetta alle imprese del Mose di tornare a lavorare dopo mesi che non vengono pagate. Martina Senigallia, fiorettista del gruppo sportivo Carabinieri Mestrina di adozione, si racconta ai nostri microfoni in vista della gara azzurra della ripartenza. La mostra dedicata al Doge Morosini, personaggio illustre della Serenissima, per celebrare la riapertura dei musei inaugurata al Museo di Este. Domani allo stadio Penso il derby Venezia-Chievo per la Serie A. Perdono invece nella sfida veneta del basket le ragazze della Reyer. Buonasera e ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque questi titoli in primo piano: la visita in Veneto del commissario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, che ha visitato l'hub vaccinale al Pala Expo di Marghera e ha riconosciuto il Veneto come una regione virtuosa. C'è stato un calo netto, repentino, delle ospedalizzazioni, delle terapie intensive e dei decessi, e questo è molto importante, di questo sono estremamente soddisfatto, e devo dire che il Veneto in questo è estremamente virtuoso, è al numero 1 per over 80, 98% contro una media nazionale dell'88%, numero 1 over 70, 83% contro una media che è circa 75%, sui fragili è in cima alle classifiche. Tour Veneto del generale Francesco Paolo Figliuolo, che dopo aver incontrato le autorità locali al padiglione Rama dell'ospedale All'Angelo di Mestre in privato, è giunto al Pala Expo di Marghera insieme al presidente Zaia e al capo della protezione civile Curcio, elogiando la virtuosità del Veneto. Fino a qualche tempo fa si diceva ma lo Stato di Israele ha svuotato gli ospedali, ma gli Stati Uniti, ma la Gran Bretagna. Beh, noi possiamo dire che il Veneto, in base alle popolazioni target che ha già chiuso, penso agli over 80, ha svuotato gli ospedali, nel senso che quel paziente in quella fascia d'età non c'è più. Figliuolo ha visitato il centro vaccinale, il più grande del Veneto, con la capacità di effettuare 6.000 vaccinazioni giornaliere. Quando si fa squadra si vince. Qui ci sono 20 linee che a breve diventeranno 28, la capacità di fare 3.000 fino a 6.000 se si fa anche il turno notturno, e di aumentarlo ulteriormente. La campagna sta procedendo con la fascia d'età 50-59 anni e da lunedì si aprirà ai 40-49 anni, in quello che il commissario per l'emergenza definisce un mese di transizione. Oggi sono arrivate le dosi di Pfizer, quindi sono arrivate a livello nazionale in distribuzione oltre 2.100.000 dosi di Pfizer. Fra domani e dopodomani arriverà ancora circa 400.000 AstraZeneca, 170.000 Johnson. Maggio è un mese di transizione. A giugno dobbiamo aprire alle altre classi, a giugno dobbiamo aprire anche alle aziende. Dicevo, maggio mese di transizione, giugno deve essere un mese di svolta, è il mese dove dare proprio quella che si può definire una spallata definitiva e lasciarci indietro il periodo peggiore. È chiaro che la campagna va avanti, dobbiamo arrivare all'immunità di gregge. Dopo Mestre e Marghera, Figliuolo si è spostato a Padova per concludere il tour a Verona. Siamo alla cronaca. Disarticolata una baby gang che in 2 mesi ha messo a segno rapine, furti e spaccate. 5 ragazzini dai 15 ai 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Treviso. Misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Treviso e dal Tribunale per i minorenni di Venezia.
Così, maschere sul viso, senza scrupoli e violenti, 5 ragazzini hanno messo a segno rapine, furti e spaccate fra Casale sul Sile e Casier Preganziolo e Mogliano Veneto, giovanissimi fra i 15 e 20 anni, ma con tecniche da malviventi professionisti. Tutti conosciuti alle forze dell'ordine, avevano deciso di fare un salto di qualità nel mondo criminale. Basti pensare che erano sfuggiti a un autoradio dei carabinieri che era riuscita a intercettarli subito dopo un colpo e successivamente, col passare dei giorni, modificavano le loro strategie tanto da rubare le autovetture e cambiare le targhe per dissimulare appunto le loro malefatte. Hanno colpito tra gennaio e febbraio di quest'anno. Grazie alle telecamere di videosorveglianza la baby gang è stata fermata dai carabinieri di Treviso, arroganti tanto da filmarsi durante i colpi. I componenti della banda si compiacevano delle loro gesta. Abbiamo trovato sui dispositivi che abbiamo analizzato dei selfie fatti prima delle loro scorribande e addirittura poi successivamente cercavano degli articoli di stampa che li riguardassero proprio per commentarli insieme. Dovranno rispondere di ben 17 capi di imputazione che vanno dalla rapina al furto aggravato, dalla ricettazione alla resistenza a pubblico ufficiale. Oltretutto anche violenti. Sì, c'è il caso di una rapina, è il primo episodio, in cui non hanno esitato a colpire e percuotere con un pugno un signore di mezza età che fuori dalla propria abitazione solamente per sottrargli 100 euro e le chiavi del furgone. Fra i colpi, 10 e 12 gennaio, 2 furti ai danni di una pescheria dove avevano sottratto denaro e generi alimentari di pregio. Sempre il 12 gennaio una spaccata ai danni di una tabaccheria d'Ossone, il 29 un'altra tabaccheria a Casale e poi decine di furti di autoveicoli, targhe e materiale vario rubato da garage e parcheggi, una banda pronta a tutto. Abbiamo trovato a casa di alcuni indagati una pistola a scacciacani modificata e priva del tappo rosso e con i segni distintivi nascosti, occultata all'interno di un armadio. I 3 maggiorenni, 2 trevigiani ed un veneziano fra i 18 e i 20 anni si trovano agli arresti domiciliari. Per una ragazza di 16 anni veneziana è stato disposto l'obbligo di permanenza in casa e il 15enne, sempre veneziano, è stato affidato ad una comunità. Studenti e lavoratori che si sono trasformati in malviventi. Un 50enne si è allontanato dalla sua abitazione di Preganziolo dove era ristretto ai domiciliari per fare un tour dei bacari di Venezia, poi si è autodenunciato ai carabinieri con una precisa richiesta: portatemi in carcere. Quando l'hanno raggiunto in piazzale Roma, l'uomo pluripregiudicato ha ammesso candidamente ai militari dell'Arma di essersi recato a Venezia per svago. Nel capoluogo ha trascorso tutta la giornata facendo un giro per bar e vari locali. Vano il suo appello di essere ricondotto in carcere. Su disposizione del magistrato di turno, infatti, è stato ristretto nuovamente ai domiciliari. È l'accordo per la promozione bilaterale delle relazioni tra Venezia e la Cina e per sviluppare e facilitare l'avvio di partnership industriali tra i due paesi. Nel 2020 il fatturato dell'export veneto verso la Cina ha registrato una flessione del meno 7,96%, cioè in ripresa rispetto al 12,3% del 2019. Segno positivo per le province di Venezia, più 28,07%, e Rovigo, più 56,06%, rispettivamente, con oltre 100 milioni di euro e quasi 28 milioni e mezzo di euro in valore. Siglato in queste ore un nuovo accordo tra gli industriali del territorio e la Fondazione Italia-Cina al fine di rafforzare nuove opportunità di rilancio, specie per le piccole e medie imprese. Ripresa che passa dal mare e dal nostro porto. Un accordo che vede l'asse di Marghera e di Porto Marghera e del porto, non dimentichiamoci che si chiama Porto Marghera, come un asset straordinario e fondamentale, un accordo commerciale con un paese emergente che è un grande consumatore e che comunque dal punto di vista industriale sarà anche un grande concorrente, questo ce lo dobbiamo dire. Macchinari, prodotti tessili, abbigliamento, calzature, pelli, metalli di base, i settori trainanti in Veneto. In crescita nell'ultimo anno l'export di metalli di base e articoli in metallo, di legno, carta e stampa, di computer, apparecchi elettrici ed elettronici e di prodotti chimici. In questo scenario l'accordo per la promozione bilaterale delle relazioni tra Venezia e la Cina mira a facilitare l'avvio di partnership industriali tra i due paesi. Un network di 400 associati che sono italiani e cinesi e di circa 8.000 rapporti, e li mettiamo a disposizione dell'istituzione, quindi Confindustria Venezia, e del loro insieme di aziende.
L'onorevole veneziano Nicola Pellicani si appella al governo perché permetta alle imprese del Mose di tornare a lavorare dopo mesi che non vengono pagate. Denuncia dell'onorevole veneziano Pellicani alla Camera sulla crisi drammatica che stanno vivendo le imprese del Mose, con i lavori fermi da mesi, la mancata retribuzione e il Consorzio Venezia Nuova a rischio fallimento. Tutti pensano in giro per il mondo che il Mose sia già stato inaugurato e che sia entrato in funzione. In realtà i lavori sono fermi da mesi e le imprese del Consorzio Venezia Nuova sono sull'orlo del fallimento. Ciò significherebbe, proprio dal momento in cui stiamo ripartendo, centinaia di posti di lavoro a rischio, piccole imprese che rischierebbero di chiudere. Questo non lo possiamo permettere. Il rischio è quello di fare una figuraccia agli occhi del mondo. Ecco perché l'ennesimo appello al governo arriva anche dall'onorevole Pellicani, oltre che dalle imprese che da troppo tempo chiedono un tavolo d'incontro. Deve intervenire in primo luogo il governo, anche perché questo è il risultato fallimentare della gestione commissariale voluta dai governi precedenti del Consorzio Venezia Nuova. Per agire bisogna innanzitutto sbloccare le risorse ferme al CIPE. Tutti, conclude Pellicani, dobbiamo sentirci impegnati nel rimettere in moto i cantieri, perché non è pensabile scaricare i costi della crisi sulle piccole imprese nei suoi lavoratori. E adesso la fiorettista veneta Martina Senigallia del gruppo sportivo Carabinieri, pronta a partire per una nuova competizione nazionale dopo lo stop di oltre un anno e mezzo causa Covid. Sono del gruppo sportivo dei Carabinieri, che ringrazio perché comunque mi hanno sempre sostenuto e continuano a sostenermi in questo percorso. Lei è Martina Senigallia, carabiniere, 26 anni appena e già sul podio azzurro di competizioni internazionali grazie allo sport e all'arma, la sua specialità, il fioretto. Io ho iniziato nell'Under 20 dove sono riuscita a collezionare 3 bronzi agli europei e 3 ori a squadre, sempre agli europei, e successivamente sono riuscita a portare a casa un bronzo ai mondiali e un oro ai mondiali a squadre. Vive a Padova dove fa preparazione con Diego, il suo allenatore, originario di Mogliano, carabiniere di stacco da Roma. L'abbiamo incontrata maestra al Circolo Scherma di Rosa dove si allena quasi tutti i giorni in vista della partenza per il Lazio per i campionati italiani assoluti alle porte. Il 26 di maggio a Cassino e successivamente il 4 di giugno invece avrò i campionati italiani a squadre a Napoli. La ripresa delle competizioni dopo lo stop forzato dalla pandemia. Ormai è un anno e mezzo che non facciamo gare, quindi è una competizione che è molto importante perché a parte Doha che abbiamo appena, siamo appena tornati da Doha, è una delle poche gare di quest'anno. In tempi non sospetti era stata proprio a Wuhan per i mondiali militari di ottobre 2019, poco prima che dilagasse il virus. Siamo riusciti ad ottenere il secondo posto a squadre. Che clima hai trovato lì? Il clima era tutto tranquillo, anche perché comunque noi stavamo sempre dentro il villaggio e non ci saremmo mai aspettate quello che poi è successo. Martina è in pedana da quando aveva 6 anni, grazie al papà sciabollatore. La passione per i carabinieri l'ha ereditata però dal nonno, maresciallo dell'arma. Ora a Cassino in valigia la voglia di tornare a vincere per continuare a portare avanti i valori patrimonio di ogni carabiniere e dello sport tutto. Sacrificio, disciplina, lealtà, correttezza. Forza Carabinieri. Dalla Biennale di Venezia arriva un messaggio di grande coraggio al rilancio culturale, sociale ed economico della città. Il professor Amerigo Restucci plaude all'impronta data dal presidente Roberto Cicutto ed è partito il conto alla rovescia in vista dei prossimi importanti appuntamenti culturali. Cicutto ha dato proprio un segnale che la Biennale è una delle istituzioni più importanti, non solo della città ma della cultura internazionale. E dal 1895, quando iniziò questo percorso culturale, che la Biennale viene vista e Venezia, che è legata a lei a filo doppio, come una istituzione che porta avanti cultura, iniziative di avanguardia e quant'altro. Il presidente dell'Istituto regionale Ville Venete
Per 6 anni anche il rettore dell'Università IUAV di Venezia segue da vicino anche l'attività della Biennale di Venezia e plaude in modo convinto all'identità del nuovo corso impressa dal presidente Roberto Cicutto. Tra pochi giorni si aprirà la Mostra Internazionale di Architettura. I romani ne avevano parlato ai tempi di Augusto con Vitruvio, che l'architettura è importante per dare segnali di qualità al territorio e salvaguardarne le identità, e la Biennale con la mostra di architettura ci si prova. Poi il cinema a settembre. Si farà dal 1 di settembre all'11 con importanti presenze cinematografiche e poi con questa bella novità di dare un Leone d'Oro a un personaggio che io stimo particolarmente, che è Roberto Benigni, che darà anche questa spunta di curiosità e di interesse culturale al festival. C'è ottimismo? Direi di sì, e inoltre c'è la fede, insomma, che attraversa tutti i nostri lavori, e quindi con la fede si possono aprire percorsi di speranza e si guarda al futuro. Una mostra dedicata al Doge Morosini è stata inaugurata al Museo Nazionale a Testino di Est, le grandi gesta di un personaggio illustre della Serenissima per celebrare la riapertura dei musei. Fu capitano generale da Mar per ben 4 volte, 108° Doge della Serenissima, stratega militare, figura di grande coraggio e carisma. Francesco Morosini, vissuto tra il 1619 e il 1694, è stato un protagonista della storia della Repubblica di Venezia e per questo il Museo Nazionale Testino di Est ha deciso di ospitare una tappa della mostra itinerante che, oltre al grande personaggio della storia veneta, celebra la riapertura di mostre e musei dopo il lungo periodo di restrizioni. La cultura come momento di riapertura, la nostra quotidianità, la nostra normalità, riappropriandoci soprattutto del nostro territorio e della nostra storia straordinaria. Il Comune di Este ha promosso l'evento grazie a un protocollo d'intesa con il Comando regionale della Guardia di Finanza. Morosini oggi rappresenta certamente ingegno, intelletto, capacità di guardare al futuro, non arrendersi mai, combattere sempre, anche quando le condizioni sono avverse, anche quando sembra che non ci sia possibilità, usando l'ingegno è possibile trovare la giusta soluzione. Il Museo a Testino è la prima istituzione fuori Venezia a ricevere dipinti e oggetti originali riguardanti il Doge Morosini, noto anche come il Peloponnesiaco. La mostra, che sarà aperta fino al 27 settembre, è stata allestita nella Sala delle Colonne. Sono visibili 9 tele originali, testimonianze, armi, cimeli, mappe e documenti storici. Noi festeggiamo i 1600 anni della nascita di Venezia, quindi una città che si apre al mare e altri territori. E poi a me personalmente piace anche ricordare questo legame tra l'Atene, che Francesco Morosini ha ben conosciuto per le sue vicende e anzi famosa al mondo, con la storia di un museo archeologico. Quindi c'è un fil rouge che lega tutte queste nostre passioni. Ed ora siamo allo sport calcio. Il Venezia Calcio scenderà in campo giovedì sera allo stadio Penzo di Sant'Elena nel primo turno dei playoff. Avversario il Chievo, affrontato pochi giorni fa in campionato, gara unica con 2 risultati su 3 favorevoli agli arancio-nero-verdi per passare il turno ed affrontare il Lecce in semifinale. Ma il mister del Chievo, Aglietti, prepara una battaglia. Sentiamolo nel prepartita. Avranno a disposizione 2 risultati su 3 grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato gli arancio-nero-verdi di mister Paolo Zanetti, impegnati giovedì sera contro il Chievo con fischio d'inizio alle ore 21 allo stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena nel primo turno dei playoff di Serie B. Recuperiamo Mogos, Gigliotti non sta bene, De Luca non sta bene, quindi qualche assente ce l'abbiamo, ma le assenze domani conteranno relativamente, perché comunque è una partita da dentro fuori, quindi bisogna, chi va in campo, dare tutto quello che abbiamo, come sono convinto che faremo. Sappiamo bene che i tifosi vorrebbero essere presenti, starci vicino, e lo striscione che è apparso stamani insomma ci ha fatto molto piacere, quindi è uno stimolo ancora in più. Gli arancio-nero-verdi hanno affrontato e battuto il Chievo pochi giorni fa a Venezia per 3-1 in campionato, ma giovedì sarà un'altra partita insidiosa e ad eliminazione diretta, uno scontro aperto. Loro sono una squadra che può fare anche tutte e 2 le cose, perché comunque nel secondo tempo ci hanno aspettato e ci hanno colpito 2 volte in contropiede, il rigore del 2-0 e il gol del 3-1, quindi è una squadra che può giocare
funzionare sia nell'una che nell'altra maniera. Dobbiamo essere bravi a capire quando fanno l'una o l'altra cosa, il famoso discorso dei momenti, gestire bene i momenti della partita, migliorare anche la qualità dei passaggi, cercare di sbagliare poco, questo è un aspetto importante, cercare di sbagliare poco a livello tecnico, perché loro poi su queste situazioni ripartono e fanno male, quindi anche il possesso palla efficace, no? Possesso palla sterile sarà una chiave importante della gara. Ed ora basket in gara 3 della finale scudetto. Schio, dopo le prime 2 sconfitte in trasferta, fa valere il fattore campo e porta a casa il match, accorciando così le distanze nella serie. Le ragazze di coach Ticchi nell'ultimo quarto sfoderano una grande reazione portandosi a -1, ma non basta. Giovedì sera si torna in campo per gara 4. La Family Uber Schio vince gara 3 contro Rumana Gaier Venezia per 80-79, successo di un solo punto che fa valere il fattore campo per le vincentine e di mezzo allo svantaggio nella serie. Questo risultato manda tutti a gara 4 giovedì sera a Schio alle ore 19:30, quando le organate di coach Ticchi avranno a disposizione un altro match ball tricolore. Mi auguro che iniziamo la gara 4 come abbiamo finito gara 3, perché vuol dire che abbiamo la giusta intensità, perché come abbiamo iniziato gara 3 non è sufficiente, soprattutto a Schio, perché la loro aggressività oggi ha dominato soprattutto nei primi 2 quarti, che non siamo riusciti a mettere in difficoltà né offensivamente né difensivamente. È stata una partita dai 2 volti, un inizio imperioso di Schio ha portato le orange di casa fino a raggiungere un vantaggio parziale di +20, ma proprio nel momento più difficile per le veneziane è venuto fuori il grande cuore dell'Umana Gaier, capace di arrivare ad un soffio da una rimonta che sarebbe stata quasi leggendaria. Già si pensa però alla prossima partita, che le reierine dovranno affrontare così. Riuscire sempre a tenere il ritmo alto, perché con il ritmo alto noi riusciamo a metterle più in difficoltà e difensivamente a essere più precise, più ordinate, una migliore comunicazione per fare le cose che vogliamo fare. Limitare Grodà è una cosa indispensabile, perché è una giocatrice straordinaria. Nel primo tempo ha fatto mi sembra 19-20 punti, al secondo ne ha fatte sicuramente di meno, si è riusciti a limitarla, e questo è sicuramente cosa indispensabile da fare attenzione. Un derby veneto per lo scudetto con 2 grandi squadre che comunque ha onorato nel migliore dei modi fino all'ultimo secondo tutta la pallacanestro femminile italiana. Ed ora una bella iniziativa di amicizia e solidarietà tra i bambini di Bergamo, città martoriata dal Covid nella prima ondata, e l'isola del vetro di Murano. Artefice il maestro vetraio Giancarlo Signoretto, che ha ospitato i bambini per una giornata nella sua fornace, e per i partecipanti è stata davvero una giornata indimenticabile. Murano, l'isola del vetro, in ginocchio a causa del Covid, anche nei momenti difficili come questo, sa avere un grande cuore e non dimentica i valori veri dell'amicizia che escono proprio nei momenti più duri. Così il maestro vetraio Giancarlo Signoretto, nonostante la scarsità di lavoro, ha voluto tenere aperta la sua fornace per un giorno, la CAM, per regalare un sogno ai bambini di Bergamo, città martoriata nella prima ondata del Covid. Un progetto di amicizia nato insieme alla Fondazione Emilia Bosis di Bergamo, insieme ad una scolaresca di ragazzi fragili ma speciali che hanno fatto visita a Murano. Ci sono alcuni ragazzi di seconda media della Housing School, della cosiddetta scuola parentale, che stanno facendo un percorso laboratoriale molto interessante. Siamo ospiti alla Fornace CAM e soprattutto dal maestro Giancarlo Signoretto, che ci ha ospitati e ringrazio. Faremo partire un grande progetto anche su Bergamo, cioè cercheremo di portare la tradizione e la cultura del vetro a Bergamo. Ci troviamo in un posto unico al mondo, e raccontare ai ragazzi Venezia e raccontare le sue isole, Murano, Burano, Torcello e tutte le altre, è per loro come raccontare una fiaba, però intrisa di verità, intrisa di storia, e di personaggi e di uomini, quindi è un'esperienza meravigliosa. Poi la parola è passata al maestro Giancarlo Signoretto. Abbiamo pensato di regalare una giornata a Murano insieme con un maestro e fargli vedere un po' come si lavora il vetro. Con il vetro possiamo entrare negli ospedali
E questa secondo me per Murano è una bella facciata, perché la gente capisce che oltre a essere maestri siamo anche dottori. Da Venezia è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. Giunge un nuovo sistema perturbato sul nostro territorio. Secondo la tendenza meteo, anche per l'ultima parte della settimana si profila una situazione movimentata. Vediamo allora il dettaglio di venerdì 14 maggio. Sul Veneto cielo a tratti nuvoloso, avremo delle piogge in vari momenti della giornata, intervallate da alcune parentesi solo temporaneamente più asciutte. Non si escludono degli spazi soleggiati che saranno più probabili in mattinata, perché al pomeriggio invece i rovesci insisteranno maggiormente. Vediamo le temperature: minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese invece tra i 16 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà identico, alternanza anche qui di acquazzoni e schiarite, ma migliora in nottata. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime sui 15-17 gradi all'incirca. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove andrà meglio al mattino, a seguire temporali via via più diffusi. Temperature minime intorno ai 9-10 gradi, massime sui 21 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.